Le 250 specie micologiche esposte e i saporiti risotti ai funghi sono stati protagonisti della quarta festa del fungo e 21ª mostra micologica di Baruchella. Numerosi appassionati di micologia e centinaia di degustatori non hanno saputo sottrarsi all'appuntamento con la manifestazione che si è svolta dal 13 al 16 ottobre. Oltre alle specialità culinarie servite allo stand gastronomico, la Proloco di Giacciano con Baruchella propone anche nel palatenda riscaldato le serate danzanti, utili per smaltire delizie come i pinzini fritti, gli spaghetti con le sardelle, l'immancabile polenta che fanno da contorno ai funghi. Festa del fungo significa anche cultura e valorizzazione dei prodotti artigianali e ortofrutticoli locali. Ogni anno, durante la manifestazione, si svolge infatti il mercatino e il convegno sull'agricoltura, un'occasione rivolta ai coltivatori per confrontarsi e fare il punto della situazione sul comparto, sulle difficoltà e le prospettive. Quest'anno il tema dell'incontro è stato associazionismo e cooperazione, le aggregazioni come strumento di crescita. Oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, hanno partecipato le associazioni di categoria e il commissario alle attività agricole Luca Bellotti. La cooperazione fra agricoltori, associazioni, mondo politico e il superamento dei personalismi sono stati gli strumenti individuati per lo sviluppo del settore dell'agricoltura polesana. Questa giornata è interamente dedicata ai fungo, per quanto riguarda la parte culturale e la parte gastronomica. Oggi, 14 di ottobre, nel programma della manifestazione troviamo che alle ore 10 il convegno sull'agricoltura 2012, associazionismo e cooperazione. Poi la giornata continuerà con l'apertura dello stand gastronomico alle ore 12, la mostra micologica continuerà ad essere aperta fino alle 22 di questa sera e in più anche nella giornata di lunedì. Il programma per quanto riguarda la parte gastronomica si è svolta in 3 giornate, sabato, domenica e lunedì, con la degustazione di cibi a base di funghi. La mostra micologica, inaugurata nell'11ª giornata nazionale della micologia, è il cuore della manifestazione e l'evento da cui ha avuto origine il successo e la partecipazione a questa festa. L'esposizione raccoglie funghi locali e provenienti da Alpi e Appennini, di cui vanno alla ricerca, nei giorni che precedono la mostra, gli organizzatori del gruppo micologico Il Chiodino. Questa associazione ha come obiettivi quello di promuovere l'educazione e la cultura micologica, soprattutto fra i giovani, e far conoscere attraverso varie attività il mondo bello e affascinante dei funghi. Per questo sono state coinvolte le scuole, che hanno creativamente elaborato e interpretato i funghi ed hanno celebrato la Giornata Mondiale dell'Acqua e l'Anno Internazionale delle Foreste. Dobbiamo ringraziare gli insegnanti delle varie scuole perché ci danno la possibilità di entrare anche durante l'anno con delle lezioni non solo di micologia ma sulla natura. Penso sia la cosa più importante per i giovani riuscire a fare qualche marcia indietro rispetto a quello che abbiamo rovinato noi in questi anni. Per quanto riguarda le specie, quest'anno sono circa 250 raccolte nelle varie località degli Appenniniche, sulle Alpi e anche locali perché c'è stata un'esplosione in questi giorni di materiale fungino. L'appuntamento è per i prossimi sabato 27 e domenica 28 ottobre con la novità di quest'anno. La speciale serata a tema con la degustazione del risotto con baccalà alla vicentina e mantecato. Un'occasione per valorizzare e degustare i piatti della tradizione, che da alimenti poveri si sono trasformati in le cornie per i palati più raffinati.